Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Ci ritroviamo per questa nuova puntata della rubrica A2 a 2 che ci accompagna a conoscere le vocazioni della nostra Chiesa diocesana in questo mese all'indomani della giornata di preghiera per le vocazioni che abbiamo celebrato domenica 25 aprile. Quest'oggi conosceremo il contributo delle vocazioni religiose, in particolare conoscendo la vita e la testimonianza di Suor Barbara Callovi, una figlia di Maria Ausiliatrice che vive presso il Collegio Immacolata a Conegliano. Ha detto Papa Francesco ai consacrati e ai religiosi lo scorso 2 febbraio, nella giornata della vita consacrata: nelle nostre comunità occorre questa pazienza reciproca, sopportare, cioè portare sulle proprie spalle la vita del fratello o della sorella, anche le sue debolezze e i suoi difetti. Tutti. Ricordiamoci questo: il Signore non ci chiama ad essere solisti. Ce ne sono tanti nella Chiesa, lo sappiamo. No, non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro che a volte stona, ma sempre deve provare a cantare insieme. Ascoltiamo dalla testimonianza di Suor Barbara la bellezza del tentativo di suonare, cantare insieme, che è la vita religiosa, la vita comunitaria, elemento fondamentale della vita religiosa, e il contributo che essa porta nella vita della nostra Chiesa diocesana. Ciao a tutti, sono Suor Barbara, figlia di Maria Ausiliatrice, dal 6 agosto del 2014. Vivo a Conegliano al Collegio Immacolata e qui condivido le mie giornate con i giovani della scuola professionale e con i tanti ragazzi e bambini che riempiono il cortile dell'oratorio nei pomeriggi. Insieme alle mie consorelle più giovani collaboro alle proposte promosse dalla pastorale giovanile di Conegliano. C'è una canzone a Don Bosco che dice: Dio ti ha dato un cuore grande come la sabbia del mare, Dio ti ha donato il suo spirito, ha liberato il tuo amore. Questa espressione, ha liberato il tuo amore, è un'espressione a me molto cara, perché mi pare che riassuma in modo molto chiaro l'esperienza di Dio che ho fatto. Quell'esperienza di Dio che ha tratto una ragazza timida, riservata, molto sicura di sé, ma allo stesso tempo anche molto impaurita e a tratti anche ripiegata, e l'ha posta al centro della vita vera, della vita piena, pulsante e vivace. Come ha fatto tutto questo? Dio lo ha fatto attraverso la bellissima esperienza d'oratorio vissuta a San Donà di Piave. Qui la partecipazione ai gruppi degli amici di Domenico Savio, i tanti campi scuola, l'esperienza da animatrice prima durante il GREST e poi ai gruppi dei più piccoli degli amici di Domenico Savio, la testimonianza di animatori veramente in gamba, la presenza di una comunità di salesiani che nei miei confronti è sempre stata molto molto accogliente, la presenza certa in mezzo a noi giovani di almeno 3 salesiani che ci hanno sempre incentivato a prendere la vita sul serio e ci hanno offerto un di più. Ha messo in me la possibilità che una vita vera, piena e compiuta potesse essere proprio anche per me. Quando poi da più grande ho incontrato le figlie di Maria Ausiliatrice, ho visto la versione femminile di quello che per me era molto noto perché l'avevo incontrato dai salesiani. Questo incontro fortuito ha ribadito quella attrazione irresistibile che provavo nei confronti di questi consacrati che vedevo sempre pieni di cose da fare, sempre di corsa, ma sempre pronti a fermarsi per ascoltare o per dare una buona parola, ma soprattutto sempre molto felici. Ecco allora che ha preso in me piede la possibilità che una vita donata a Dio per la salvezza dei giovani potesse essere anche la vita pensata da Dio per me. Nella Chiesa la famiglia salesiana suona il ritmo dei giovani, lo stare accanto a loro, avere a cuore la loro salvezza
attraverso un'educazione integrale, attraverso un sistema, quello preventivo, che è fatto di ragione, religione e amorevolezza, è un modo per mettersi accanto ai ragazzi con la carità di Cristo, buon pastore, che è capace di stare accanto, di stare al passo, di curare le ferite, di incoraggiare, di spingere e di fare strada. Credo che proprio questo sia il colore del mio istituto, dei salesiani e di tutta la famiglia salesiana nella Chiesa. La canzone preferita in questo momento per me è la canzone di Elisa, Ogni istante, proprio perché sia nel testo che nel ritmo mi richiama sempre alla pregnanza che ogni istante della nostra vita ha, comunque esso sia, bello o brutto, felice o triste, nel dubbio o nelle certezze. A due perché? Perché Don Bosco e Madre Mazzarello hanno iniziato le loro opere di salvezza per i giovani condividendole con gli amici più cari e con quegli stessi giovani che andavano da loro a chiedere pane, lavoro e paradiso. Per questo per me a due diventa vita comunitaria, diventa missione condivisa ed è la scelta di collocare i giovani al centro, camminando con loro e imparando a mettersi in ascolto di loro per ascoltare attraverso loro gli appelli che Dio mi offre ogni giorno. Un caro saluto a tutti e buon proseguimento. Ciao!